L'approvvigionamento veniva svolto tramite dei corrieri, quindi i galoppini di questa banda, e tendenzialmente abbiamo riscontrato che le principali fonti derivavano da Mestre. Soprattutto da Via Piave, dove i pusher stanno in particolare d'inverno, per poi passare a Jesolo nei mesi più caldi, piazza Milano, piazza Mazzini, centro di acquisti di cocaina per i clienti del Basso Piave. I carabinieri di San Donà di Piave hanno dato il via all'indagine 2 anni fa, dopo la temporanea chiusura del bar Eldorado per motivi di sicurezza. Da qui il nome dell'operazione. Questa indagine riguarda un periodo che riguarda il biennio 2017-2018 e soprattutto siamo riusciti con un'attività investigativa di tipo tradizionale, quindi controlli e pedinamenti, a smantellare una banda dedita al traffico di cocaina di etnia nordafricana, in particolare tunisina. Contestualmente abbiamo proceduto anche all'intraccio per la successiva espulsione di 5 extracomunitari, sempre di etnia africana, che erano di fatto dei veri e propri pusher che spaziavano nelle piazze principali di Jesolo. Arrestati 10 tunisini e un italiano. 3 sono in carcere, a 3 è stato imposto il divieto di dimora nei comuni del litorale, quindi Jesolo, Cavallino ed Eraclea. Gli altri 5 invece restano indagati a piede libero per concorso nello spaccio di stupefacenti. Ulteriori 5 soggetti invece, sempre ritenuti dei veri e propri pusher, quindi spacciatori, ma non collegati a questo filone di tunisini, sono stati rintracciati questa notte, identificati e pronti per essere espulsi dal territorio nazionale. I pusher, per evitare l'arresto, avevano sempre poca droga con sé. Il resto era nascosta tra gli ombrelloni, sotto le barche o tra le piante. Cambiavano spesso le utenze telefoniche e si scambiavano le foto dei militari per poterli riconoscere e quindi evitare. Una cessione di circa 6.000 cessioni di sostanze stupefacenti a giovani del luogo, oltre che turisti. Tant'è vero che nel corso degli ultimi mesi 50 sono stati escussi in qualità di testimoni e segnalati alla prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.